Ma Dio, non vorrà mai pensare i giorni di quell'impresa fanciulla che si guarda il fatto che si riflette tanto alla dipendenza. E a predestare il tempo, a volte di oro per il cemento, come per me le terre, senza non limitare i fiori. Un giorno lontano non sono diversi, per un Dio che stava sempre e voleva raggiungere. Poi fermano sulla resistenza di campo, toccati a lei dalla liberamente la dell'ina, con l'acqua non si fa adesso che il mondo della energia, ma questa è una parte del compito. Volevo fare un esempio alla cultura che tutti abbiamo sempre, che si fa nella protezione del mondo. Chi era di funzioni incolonnate portava la rivoluzione all'ora del mondo di mare, per profittare della loro vita e dedicare la vita del terreno forte. Per presenti, teatri, e anche l'umanità, alcuni dei principi che si grande il mondo della Sicilia, il piccolo mondo che si fa bene. Se Dio è umano, cittadini, come della gara di romantici imprese, banalmente attratti da quella che è la gloria. Quindi fu la vostra degli anni vivi truffatori, che il Parlamento dell'isola non può difendere, sicuramente non deve essere una fede, ma la forza delle armi deve avere una sprecato quando. Ora, immaginiamo di la storia. Le scene sono tutte davanti ai nostri occhi, nella piscina del lago di Guerra. Noi abbiamo il compito di animare, di dare loro vita. Con la nostra sensibilità moderna, immaginiamo una storia antica. Non per dover esplodere, ma per cercare verità. Perché è probabile che questa storia sia realmente accaduta e che sia giunta fino a noi attraverso le metodi di notte del tempo. Invito Elena Vicinanza ad eseguire la vita di Francisco Varela. Una manifestazione organizzata per ricordare la Madonna della Lettera, questa tradizione che è riportata in libri che risalgono al 1500. La storia della Madonna della Lettera era quasi sconosciuta fino a quando il conflitto economico e anche storico fra Messina e Palermo non divenne molto evidente per la prevalenza della città che doveva essere la vera capitale dell'arcipelago siciliano. E questa battaglia di iniziative e di grandi fatti storici che dovevano prevalere uno sull'altro fu nel periodo intorno al 1500 molto forte, molto vivace per definire questa grande potenza economica e militare fra le due città. E Palermo era stata eletta capitale dagli arabi perché gli arabi erano sbarcati a Mazara, quindi nel frattempo che il loro controllo si estendeva sull'isola scelsero una città nella zona occidentale dell'isola, ma prima di allora Palermo non era mai stata capitale dell'isola, né tantomeno nella storia antica Palermo aveva mai occupato un posto importante nella storia della Sicilia e del Mediterraneo, anche se si chiama Pan Hormus, tutto porto, non significa che era il più grande porto dell'isola, anzi raramente viene nominata la Palermo antica. Quindi nel 500, quando Messina era arrivata al suo massimo splendore, la sua massima potenza militare, grazie all'arsenale, cominciano a nascere tutte queste storie per prevalere sia Palermo su Messina, quindi storie diciamo
scritte dai palermitani e storie scritte dai messinesi per dimostrare la grande importanza della città rispetto a Palermo. Una di queste storie è la storia della Madonna della Lettera, che si dice abbia inviato a Messina una lettera con degli ambasciatori intorno al 42 d.C. per ringraziarli di una loro ambasceria, e questa tradizione ha fatto sì che questa storia ha fatto sì che la città diventasse addirittura dedicata a questa Madonna della Lettera, a questa lettera che in realtà ha tutta una sua nascita letteraria e di cui non si ha nessun riscontro storico. Su cui sono nati anche molti interrogativi dal fatto che la Madonna potesse essere effettivamente avere mai ricevuto questa ambasceria fino alla sua lettera inviata, anche scritta in modo discutibile, perché anche sulla stella del porto di Messina è scritta in latino, ma ovviamente la Madonna non scriveva in latino e forse non sapeva neanche scrivere. E quindi da qui nasce tutta questa storia della Madonna della Lettera, che in realtà è una rappresentazione che copia la Madonna di Trapani, perché è la Madonna dei Marinai, ed è posta con lo stesso significato nell'inizio del porto, cioè è proprio all'ingresso del porto, ed ha una rappresentazione molto simile alla Madonna dei Marinai, benedicente, che saluta anche l'ingresso non solo dei marinai ma tutti quelli che navigano. Quindi dal punto di vista dell'immagine è una sovrapposizione alla Madonna di Trapani, che poi è una rappresentazione pure quella sovrapposta alla Madonna di Erice, la famosa Venere Ericina, che era proprio un faro, era posto in cima a quella montagna di quasi 1000 metri, che era visibile da oltre 100 km, e quindi era un faro naturale. Una luce accesa su questa collina diventava un faro naturale visibile sul mare a una grandissima distanza. Il giorno in cui la Madonna della Lettera festeggia, si vede qua la sua festa a Messina, è il 3 di giugno, in realtà era un altro giorno molto importante collegato alla guerra del Vespro. Praticamente quel giorno, quel 3 di giugno, la città festeggiava, faceva una grande festa, perché il 2 di giugno ci fu il primo assalto alla città di Messina, che era assediata dai Guelfi, dall'esercito del Papa, era assediata, e proprio il 2 giugno ci fu il primo assalto, 200 navi da guerra portate da Carlo di fronte alla Sicilia, proprio per entrare dalla porta della Sicilia. All'epoca era la porta della Sicilia, e lo è tuttora, oltre ad essere la capitale della Sicilia. E quindi quel giorno la battaglia fu vinta dai messinesi, e proprio il 3 di giugno si festeggiò questa grande vittoria, e questa vittoria fu festeggiata per molti anni a venire, molti anni a seguire, e produsse anche la storicizzazione di questa festa. Quindi siamo nel 1282, mentre abbiamo qua i primi documenti. Questo è il Palazzo dell'Arcivescovo, Clericorum, istituzioni. Questa festa entrò nella storia di Messina e della Sicilia, perché fu una grande vittoria navale. La flotta di Carlo aveva inviato 40 navi contro Messina, era il primo assalto, dopo aver posto il campo in Calabria, a Catona e a Gallico, quindi nella provincia di Reggio, pochi chilometri sopra Reggio, verso nord.
e quindi la data del 3 giugno fu una grande festa che venne recuperata e coperta, sovrapposta da questa della Madonnella Lettera, che non ha nessun motivo storico per essere posta al 3 di giugno, se non quello di nascondere o sincretizzare quest'altra bellissima festa che è quella del Vespro.